si è dibattuto di mais, una coltura fondamentale per lo sviluppo economico del comparto agricolo, e si è cercato di capire anche come utilizzare al meglio la risorsa acqua senza sprechi. Sì, oggi si è parlato di mais, ma abbiamo parlato in generale di agricoltura irrigua, un'agricoltura che mette al centro l'utilizzo dell'acqua, ma la mette al centro con un utilizzo razionale. Come Consorzio di Bonifica da più tempo che raccontiamo un modello virtuoso di utilizzo dell'acqua, avendo lanciato anche qua ad Expo il Reframe. Il Reframe non è nient'altro che l'utilizzo razionale dell'acqua, un consiglio all'agricoltore che consiglia appunto all'agricoltore quanta acqua utilizzare, in che momento utilizzarla in funzione della fase fenologica della cultura, ma anche garantendo la stessa qualità organolettica che abbiamo. Il mais in Veneto in particolare è una cultura estremamente importante, una cultura che è nata grazie alle grandi quantità di acqua presenti nella pianura padana, un mais però che non è solo visto da solo, ma un mais che è legato a diverse filiere. Tutte le filiere della regione Veneto, ma anche di molta parte della pianura padana, sono legate a questa cultura. Allora noi dobbiamo difendere, raccontando in Europa cosa si può fare, come stiamo facendo per continuare a coltivare la cultura del mais, perché noi non vogliamo assolutamente perdere la tradizione, anzi vogliamo poterla continuare a sviluppare, perché tradizione vuol dire anche occupazione, vuol dire sviluppo del territorio. Ecco, e proprio all'Europa abbiamo comunicato di recente che non vogliamo più coltivare mais OGM. Certo, questa è una scelta importante per il nostro Paese, ma è una scelta importante che dovrà fare l'Europa. In ogni caso sarebbe altrettanto importante indicare immediatamente l'origine obbligatoria in etichetta di tutti i prodotti trasformati, anche di primari, ma perché questo servirebbe per garantire sicurezza al consumatore e riuscire a far scegliere al consumatore il giusto valore che deve dare a un prodotto che comunque per cultura, per impegno, per legalità è coltivato e trasformato in modo diverso che altri prodotti.